Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il Santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Io non sono degno, al numero 118. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare meno indegnamente i santi misteri, riconosciamo e confessiamo con umiltà i nostri peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio onnipotente e buono, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Nella tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua Chiesa e poiché non può vivere senza di te, guidala sempre con la tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo Signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Ma quest'uomo prode era lebbroso. Ora bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra».
Naaman andò a riferire al suo signore: la ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così. Il re di Aram gli disse: va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele. Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: orbene, insieme con questa lettera ho mandato a te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra. Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti, dicendo: sono forse Dio per dare la morte e la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me. Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, certo verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse l'Abanà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi? Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato. Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio. Entrò e stette davanti a lui dicendo: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Verrò all'altare di Dio, al Dio mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, o Dio mio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Io spero, Signore, attendo la sua parola. Con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione.
Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazaret: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Gesù ritorna a Nazaret, abbiamo appena ascoltato nel brano del Vangelo che la liturgia ci propone stamattina per la nostra riflessione. Ritorna tra i suoi parenti, tra i suoi compaesani, dove era cresciuto e vissuto per circa 30 anni. Aveva già iniziato la sua missione pubblica. Si parlava in giro di lui come di un maestro autorevole, di un uomo che era davvero di Dio e che parlava di Dio in maniera convincente e credibile. Dunque la sua presenza nel suo paese avrebbe dovuto essere una festa, un vento di gioia, un vento di benedizione, e invece, come abbiamo sentito, si conclude quasi con una tragedia. I suoi compaesani non solo non gli aprono le porte del cuore e della mente, ma addirittura tentano di ucciderlo. Perché? Per 30 anni lo avevano accettato e certamente anche amato e stimato come il figlio di Maria, il figlio di Giuseppe. Lo conoscevano bene, o meglio, credevano di conoscerlo bene, finché Gesù non si proclama come il Messia, un Messia così diverso dalle loro attese e dai loro schemi. In questo modo si consuma la rottura definitiva tra Gesù e i suoi compaesani. Non tornerà più a Nazaret. Tutto questo fu una chiara profezia di quanto sarebbe accaduto in tutto il territorio di Israele fino al rifiuto totale e definitivo di Gerusalemme. Siamo di fronte al destino dell'inviato di Dio che delude, che distrugge i sogni troppo umani di grandezza e di potere e che osa manifestare un volto di Dio che ama tutti e senza misura, invitando tutti a fare altrettanto. Un Dio che perdona fino a 70 volte 7, che invoca misericordia perfino per i suoi crocifissori prendendo le loro difese. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Un Dio che accoglie gli afflitti, gli sfiduciati, i falliti, gli emarginati, che apre le porte del paradiso a quanti lo riconoscono e lo invocano come Redentore e Salvatore, anche in punto di morte. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno.
Certo i suoi contemporanei, i suoi compaesani si aspettavano un Messia potente che restaurasse il regno di Israele. Ma Gesù ha presentato un volto di Dio, un volto di Messia ben più affascinante, tutt'altro che inconcepibile o assurdo. E invece la risposta fu chiusura e rifiuto. Accadde 2000 anni fa a Nazareth per il popolo di Israele e poi, nei secoli a seguire, per molti altri fino ad oggi, forse anche per noi. Fratelli e sorelle, il tempo di Quaresima che stiamo vivendo è un tempo di grazia, un forte invito a rimetterci in un atteggiamento di umile e gioiosa accoglienza della presenza del Messia in mezzo a noi, anche con le sue sorprese. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare le gioie e le fatiche, le sofferenze e le speranze di ogni giorno e di ogni uomo, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Trasforma per noi, o Signore, in sacramento di salvezza l'offerta che ti presentiamo come segno del nostro servizio sacerdotale, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia
di uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo Spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Claudio, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi
e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, di Mario, Francesco, Adelia, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con fiducia di figli vogliamo pregare insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Quella potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, Ma di soltanto una parola. e io sono salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
Il Signore è la mia forza, al numero 205. Preghiamo. La comunione al tuo sacramento ci purifichi, o Signore, e ci raccolga nell'unità e nella pace, per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. La tua mano, Signore, protegga questo popolo in preghiera, lo purifichi e lo guidi, perché con la tua consolante presenza giunga ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Vergine Santa 168.